Ed ecco qui, siamo venuti nel nuovo ambiente, come vi dicevo prima, è il bar centrale. Noi lo chiamiamo così perché è il punto di riferimento per tutta la nostra scuola. Praticamente qui noi accogliamo alle degustazioni i docenti, il personale ATA, ma in particolare i nostri studenti. Loro vengono in questa postazione per imparare a lavorare a contatto col cliente. Sono le consumazioni di caffetteria, non solo, ma anche pasticceria, panificazione e altro in una giornata. Noi abbiamo ogni giorno 2 studenti di sala che si prestano a preparare e servire bevande calde e alimenti nella giornata lavorativa, che per noi è un momento di alternanza scuola-lavoro. Quindi loro fanno 5 ore minimo di preparazione con prodotti che vengono richiesti, consumati e pagati al momento dal personale. L'attività impegna i ragazzi di terza, di quarta e di quinta, il livello inizia ad essere abbastanza elevato e le preparazioni che adesso loro stanno facendo sono quelle della caffetteria classica, il cappuccino all'espresso che diventa la bevanda più richiesta, ma anche altro, bevande fredde, bevande calde di alta tipologia. Il momento del bar è fondamentale perché qui per noi c'è anche un concetto di qualità nella scelta delle materie prime e loro mettono a punto le tecniche per poterle degustare, apprezzare e poi preparare. Lo scopo è anche di avere un autofinanziamento interno. È fondamentale che tutti sappiano che dietro questo banco ci vengono anche i ragazzi diversamente abili, perché è qui che mettono a punto delle abilità che la signora Marta, che spesso li coccola un po', ma coccola un po' tutti perché dobbiamo rendere i ragazzi che lavorano a contatto col cliente sorridenti, tranquilli e liberi di preparare la bevanda con le loro capacità. Ed ecco qui, mi sono spostato di qualche metro, ma vi facciamo vedere alcune preparazioni che vengono offerte in questa stagione. Per noi il prodotto principe diventa il panettone e non solo, tutti i giorni la ciabatta. Per darvi delle informazioni c'è qui Simone, il nostro assistente tecnico, che vi racconterà perché facciamo questo tipo di attività. Buongiorno, oggi sono qui in compagnia di Alessia di quarta A, come mi aggancio a quello che ha detto prima il professor Manca. Questo è un bar dove svolgono le attività i ragazzi di terza, quarta e quinta e oggi abbiamo i ragazzi di quarta. È un bar che funziona normalmente a tutti gli effetti, dove gli insegnanti, acquistando delle tesserine, acquistano i prodotti che vengono prodotti. I prodotti quali sono? La ciabatta adriese, che è il nostro fiore all'occhiello, che ci è stata lasciata dal nostro Arnaldo Cavallari. È un progetto che portiamo avanti e qui potete vederne un paio di ciabatte che sono state preparate questa mattina dai nostri ragazzi in cucina. Ok? Poi in questo periodo, giustamente come diceva il professor Manca, stiamo preparando i panettoni, prodotto tipico natalizio. Anche questi vengono preparati direttamente in cucina dai nostri ragazzi. Abbiamo 2 tipologie di panettone: il panettone al cioccolato con le gocce di cioccolato e il panettone classico con le mandorle e i canditi. Poi oltre a questi prodotti ogni giorno viene preparata la pizza, vengono preparate le brioche dove al mattino è possibile fare colazione e nel periodo di carnevale logicamente si cambiano prodotti, si va sui crostoli, le frittelle, nel periodo pasquale sulle colombe. Qui ne abbiamo anche uno confezionato se volete inquadrarlo. Ecco qua, possiamo far vedere questo che è stato confezionato dai nostri ragazzi, preparato da noi. Ringraziamo della vostra attenzione e un saluto.